Buongiorno e bentrovati con Pro Siciliano Live. Iniziamo subito una nuova settimana partendo dall'arte e forse è proprio da lì che dovremmo ripartire tutti quanti dopo un anno e più in cui tutto questo è stato un po' tirato fuori dalle nostre vite. E quest'oggi io con Pro Siciliano Live racconteremo un progetto che parte dalla mente di una siciliana doc. Diamo subito il benvenuto all'art producer Stefania Morici. Ciao Stefania! Ciao Eliana, piacere di vederti, per ora solamente in video, speriamo di rivederci presto, sai che io ti amo e ti seguo, quindi spero di rivederti prestissimo. È reciproca questo affetto, oltre alla grandissima stima professionale. Tu sei una instancabile lavoratrice che si divide tra Milano e Palermo e metti la tua creatività a servizio delle città, lo posso dire così? Ti piace questa visione? Perché io fondamentalmente mi occupo di arte pubblica, amo creare sinergie e anche unire stili e linguaggi diversi e quindi per me l'arte va portata al pubblico e quindi le città sono protagoniste assolute insieme ai cittadini, alla gente, insomma, quindi per me è il cuore di ogni progetto, sono fondamentalmente le persone e anche le città che insomma sono abitate da tutti noi, quindi in questo momento purtroppo il Covid ci isola e non ci fa vivere i luoghi in maniera normale e quindi l'arte va in questo momento portata più che mai alle persone attraverso iniziative come quella che abbiamo realizzato adesso a Milano. Appunto, parliamo proprio di questo, dove comunque tu porti anche dell'arte, il cuore pulsante, gli artisti siciliani a migliorare, a dare il loro contributo all'interno dei territori, quali in questo caso la città di Milano, e dobbiamo parlare della Campana di Sant'Ambrogio. Cos'è? Allora, la Campana di Sant'Ambrogio noi l'abbiamo definito un grande affresco urbano di comunicazione positiva. In realtà abbiamo disseminato in 21 luoghi di Milano 21 installazioni artistiche create da Patrizio Travagli, all'interno delle quali abbiamo coinvolto degli artisti che hanno personalizzato con le loro opere le varie campane, che insomma sono ispirate all'antico gioco della campana, appunto, quello che si faceva col piedino, tracciando a quello terra. Dove si saltellava da una casella all'altra. Esatto, perché abbiamo pensato che in questo momento il gioco, la leggerezza potessero essere forse lo strumento più idoneo a dare proprio un valore di positività, togliendo l'aspetto negativo di questa parola, significa tornare a sorridere, sentirci liberi da tutto quello che per ora ovviamente ci mette tanta ansia, timore, paura, sofferenza. Esatto, esattamente questo, e quindi io e Gianmario Longoni, che è il mio partner in questa operazione, abbiamo cercato di creare un progetto urbano allargato e diffuso su tutta la città di Milano. Ovviamente Milano come città simbolo, ma è un messaggio che è rivolto a tutti noi, a tutta Italia, e abbiamo coinvolto diversi artisti da nord e sud per personalizzare appunto queste installazioni, che sono state messe in 21 luoghi diversi di Milano, e poi questo è solo un progetto che ancora si sta sviluppando, perché purtroppo il Covid non ha permesso di mantenere nel tempo queste installazioni, quindi abbiamo deciso di metterle, creare un grande documentario che avrà la voce di Vittorio Sgarbi, la regia di Sergi Planas, e stiamo lavorando in questi giorni proprio al documentario. Quindi questo è, diciamo, ho perso la visione del... No, noi ti vediamo perfettamente, però approfitto di questo istante per vedere, chiedo a Nicolò Acquisto dalla regia di farci vedere un primo video che ci introduce appunto in quello che è il progetto della Campana di Sant'Ambrogio, e poi daremo spazio all'interno di questa diretta ad altri due ospiti protagonisti sempre di questo progetto. Vediamolo insieme.
Ecco, così abbiamo visto un po' quello che ci hai raccontato a parole di questa città che ha preso vita dal 4 aprile, giusto? Dal 29 marzo al 4 aprile abbiamo fatto una specie di processione proprio in tema pasquale, abbiamo praticamente iniziato a installare il lunedì e poi fino a Pasqua, perché il 4 aprile non solo era la Pasqua, ma quest'anno coincideva con la morte di Sant'Ambrogio, che è simbolo della città, in quanto appunto è il patrono di Milano, e poi è una figura interessantissima, poi studiata fra virgolette da tutti gli artisti, è stato anche, come dire, attualizzato e reso più popolare, ma è un santo sicuramente della comunicazione. Abbiamo visto all'inizio il teaser, quello di Angelo Cruciani, messo, insomma, l'installazione messa di fronte il Castello Sforzesco. Lui ha raffigurato nel suo lavoro appunto un Sant'Ambrogio attuale della comunicazione con le mail, ha fatto questa performance addirittura mettendo intorno all'installazione tante buste, tante lettere, per comunicare, per trasferire agli altri appunto un messaggio di amore, di energia, perché lo scopo di tutto questo è proprio guardare avanti, porsi proprio verso un futuro migliore, cioè non stare per ora paralizzati in questa oscurità che comunque in qualche maniera ci sta circondando e sta condizionando le nostre vite. Dobbiamo comunque darci da fare e pensare a come riprendere le nostre vite subito dopo il Covid e anche adesso non abbatterci troppo. L'arte in questo forse per la prima volta in maniera così forte deve forse dimenticare l'aspetto solo estetico, ma deve proprio riuscire a portare questa energia e a creare appunto condivisione, momenti di scambio e aprire questa finestra verso l'esterno per farci di nuovo sognare, per farci un po' distrarre da tutto quello che è la quotidianità, che in questo momento è sicuramente complicata per molte persone, quindi noi vogliamo regalare la leggerezza, ma sappiamo ovviamente che il momento è un momento delicato e va rispettato, ma non dobbiamo abbatterci e dobbiamo essere più uniti che mai. Non c'è sole questa mattina, Stefania. Chi c'è con noi? Così Allora, invitiamo a con noi, a raggiungerci. proposito visto che siamo in un contenitore tutto siciliano, che ormai esplode in continuazione con nuovi progetti, insomma, vi ho visto nascere e quindi sono contenta perché, ecco, portare avanti portare avanti i progetti è una cosa secondo me molto importante e voi siete nati in un periodo proprio giusto per continuare a proporre iniziative. E con noi appunto ci sono due siciliani che hanno partecipato a questo progetto, e in particolare Anna Cottone e Marco Di Somma. Ben arrivati. Salve a tutti. Ciao. Eccoli, sono qui con noi, adesso avremo modo di conoscerli un po' meglio. Abbiamo un piccolissimo spot che ci ricorda di www.iocomprosiciliano.com e poi conosciamo questi altri due protagonisti di questa puntata. Eccoci, abbiamo ricordato del marketplace del Made in Sicily, il cuore pulsante di tutta la nostra attività, ma appunto proviamo a raccontarvi sempre di più come stiamo facendo quest'oggi. Anna Cottone è architetto e designer, Marco Di Somma, giovanissimo artista che si è formato alla Scuola del Fumetto di Palermo, anche loro protagonisti di questo progetto. Anna, cosa ha significato per te partecipare a questo lavoro, a questa grande iniziativa di cui ci ha parlato Stefania? Veramente mi ha dato molto carica questa partecipazione. In un momento così come quello che stiamo vivendo, la capacità di Stefania di essere visionaria e progettista, perché tutte e due cose assieme mi hanno dato carica, penso. È stata un'esperienza, è stata e che ho vissuto con molto entusiasmo e non è la prima volta che comunque Stefania mi coinvolge nei suoi progetti, questa è la seconda volta, questa
Questa di Milano è veramente entusiasmante perché mentre per Palermo il tema mi è familiare, Santa Rosalia, la campana di Santa Rosalia è stata fatta l'anno scorso o 2 anni fa, quando è stato? 2 anni fa perché appunto il tema mi era familiare. Quella di Santa 2020 noi non lo contiamo sul calendario, sai, esatto. È un anno che ci è sfuggito di mano. Quello di Sant'Ambrogio mi sembrava un tema più lontano da me, dalla mia conoscenza. Invece devo dire che mi sono calata molto, ho studiato questo personaggio, questo santo, questo studioso, ho scoperto una bellissima figura e solo così mi sono veramente appassionata perché veramente mi ha coinvolto. E quindi ora c'ho Sant'Ambrogio, Santa Rosalia, ma c'ho pure la Madonna della Bruna, mi sono occupata, ho fatto anche dei lavori a Matera. Quindi le figure dei santi sappiamo che sono interessanti. Sì. Che sono ritornate spesso nel tuo percorso artistico. Marco, c'è una differenza generazionale evidente tra voi due, questo anche a significare come Stefania nel suo modo di raccontare l'arte voglia coinvolgere anche chi ha punti di vista completamente diversi, perché dicevamo tu vieni dalla scuola del fumetto, quindi come hai interpretato questo approccio a un lavoro sulla strada che forse si avvicina o no ad una comunicazione come quella che sei solito utilizzare? Ma Anna parlava di estraneità da un punto di vista culturale o identitario, vale a dire io sono vicina ai santi nella mia produzione artistica, non a Sant'Ambrogio. Io addirittura a livello di mezzi, cioè il mondo dell'installazione artistica, pur avendo io una formazione con liceo artistico anche più simile al mondo dell'arte in generale, più accademica, effettivamente non mi ero mai cimentato in questo tipo di arte, quella urbana, le installazioni. All'inizio ero un po' spaesato, ho detto io faccio fumetti, illustrazione, non sono sicuro come approcciarmi. Lei mi ha lasciato carta bianca perché Stefania, lo sai, è vibrante, è giovanile, le piace anche un po' esplorare, far esplodere le cose in un certo senso. Effettivamente sembra aver funzionato perché io mi sono approcciato come farei per un fumetto, un'illustrazione normale. Mi sono documentato su Sant'Ambrogio, non conoscevo granché, essendo palermitano, vabbè, Santa Rosalia, certo, però ho studiato un po' questa figura e effettivamente si presta, ma i santi in generale si prestano molto, secondo me, a quel tipo di trattamento che è il fumetto, che comunque è un mezzo che nasce come assolutamente popolare. I santi sono personaggi popolari e sono persone che spesso hanno vissuto comunque a metà tra la leggenda, il folklore e i fatti accertati, pubblici, reali. Si possono creare delle commistioni interessanti, quindi io ho preso alcuni punti salienti della sua vita, civile, religiosa. Ho voluto sottolineare la sua vocazione veramente come uomo del popolo, all'inizio era funzionario, è diventato vescovo perché le persone volevano che lui diventasse vescovo, addirittura all'inizio ha ricucito questa carica, e ho fatto così, ho cercato di scattare queste istantanee di momenti della vita di questa figura, e questo è il risultato alla fine, è stato adattato per l'installazione. Quindi questo è stato un po' il mio percorso nel costruire la tavola. Abbiamo un altro video, pochi secondi per calarci in quelli che sono stati in particolare i lavori di Marco Di Somma e di Anna Cottone, guardiamoli insieme. Belli, Stefania. Io sono molto orgogliosa di questo progetto perché siamo stati gli unici a Milano in un periodo di zona rossa, quindi a fare, io e Gianmari Longoni siamo abbastanza un po' particolari da questo punto di vista perché continuiamo a lottare, lui poi in particolare anche nel teatro, insomma, diciamo che quando parliamo di arte oramai si deve affrontare
tutto il settore, quindi siamo un po' quella categoria, dicevo prima parlando fuori onda con Anna e Marco, che siamo comunque una categoria di quelle più colpite, tra quelle più colpite in assoluto. Non tutti stanno affrontando problematiche economiche, insomma sicuramente la crisi, quella più generale è quella psicologica e sociale, perché è cambiata la nostra vita, però l'arte in generale, la cultura ovviamente ha avuto un bel colpo addosso e deve ora rialzarsi. Però è importante perché comunque ora, al di là delle tematiche economiche, noi viviamo attraverso la nostra energia, il nostro nutrimento spirituale, il coinvolgimento, quindi è importante continuare, nonostante le difficoltà, a portare dei valori e a portare dei messaggi, insomma, che poi ci spingano un po' a guardare avanti, appunto, quello che dicevo prima, cioè dobbiamo veramente essere coraggiosi, perché spesso appunto le paure che fanno parte di ognuno di noi possono un po' paralizzare, ma noi dobbiamo in questo momento avere una forza incredibile e superare questo momento, perché lo supereremo. Io sono convinta che manca poco per uscire da questo tunnel. Noi incrociamo le dita affinché questo Ma sai, dipende molto da noi, io penso possibile. che è inutile, dipende anche molto da noi, cioè, noi tendiamo sempre a dare agli altri responsabilità e a incolpare la società, però la società siamo noi, cioè quindi dobbiamo in qualche maniera tirar fuori il meglio di noi in questo momento, cioè, perché aspettare non risolve la situazione, quindi dobbiamo trovare anche soluzioni alternative, cioè noi questo progetto l'abbiamo fatto con molta creatività, insomma abbiamo portato comunque un messaggio nelle case degli italiani senza creare assembramento, cioè, però abbiamo fatto, questo è importante, cioè, non è perché i teatri sono chiusi non si può fare recitazione o portare un attore a recitare anche attraverso uno schermo. Ho visto che molti si stanno attrezzando e vanno davanti ai balconi a fare concerti, a portare un po' di allegria e svago. E queste sono mai le parole. fermarsi, Stefania, Esatto, cioè, mai fermarsi, esatto. mai arrendersi, però con la voglia di normalità dopo tutto questo tempo si fa fatica a tenerla a Certo. freno. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati, vogliamo leggerli insieme per salutare i tanti che sempre ci seguono nel corso della nostra diretta, come John Blandi, assiduo ascoltatore che arriva da New York ed è da lì che ci augura buon principio di settimana. Grazie John. Ancora Claudio Biondi, bravi, bella iniziativa. Mi avevano accennato di queste installazioni alcuni amici milanesi. Eh sì, perché non possono passare inosservate, te ne accorgi, c'è lì nelle strade di ogni giorno. Simona Brugnara dice: Milano chiama Palermo, ciao e grazie alla più grande organizzatrice di eventi Stefania Morici. Milano ti aspetta. Milano è la mia città del cuore in assoluto, cioè Palermo ovviamente perché io sono divisa tra le due città, poi insomma sapete il mio amore per Palermo, da quando sono tornata ho fatto diverse iniziative e mi sto impegnando con tutta me stessa, però Milano ha una forza attrattiva per me pazzesca, cioè, e poi ci sono delle dinamiche diverse, ma lo dico perché vorrei che anche Palermo uscisse fuori, perché ha della gente esplosiva, della gente piena di creatività, però spesso è ancora un po' arretrata come mentalità, non è così collaborativa come spesso si dice che sia, però invece in realtà non è così collaborativa, c'è molta gelosia. Io per esempio tra Palermo e Milano mi sento più in compagnia a Milano, qui spesso subisco degli isolamenti, lo dico con molta normalità, poi vado avanti lo stesso, perché si teme quando si incontra qualcuno che ha delle idee o energia che questo possa togliere a qualcun altro. Secondo me invece la sinergia è la chiave di tutto, la capacità di costruire insieme un futuro, ma per tutti noi, per i nostri figli, per chi verrà dopo di noi, perché insomma il futuro siamo noi, cioè le basi della società dipendono da noi, quindi forse il Covid dovrebbe un po' insegnare queste cose. Purtroppo vedo tanta aggressività, tanta cattiveria, tanta
tante cose non risolte in ognuno di noi e probabilmente questo isolamento le tira fuori in maniera peggiore, però insomma... Hai ragione Stefania, noi proviamo a prendere, a nutrirci di questa tua energia propositiva e che possa essere d'esempio in attesa di poterti vedere te, i tuoi lavori, tanti artisti che coinvolgi sempre di più anche sul territorio siciliano. Intanto complimenti e grazie ad Anna Cottone e a Marco Di Somma per essere stati con noi, non vediamo l'ora di vedervi al lavoro al più presto con altre nuove creazioni, così come aspettiamo il prossimo evento, la prossima installazione, la prossima creazione di Stefania Morici. Grazie per essere stati con noi quest'oggi. Grazie a te, grazie Eliana. Grazie a voi. Ciao. A presto, ciao. Ciao. E noi così siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con il Copro Siciliano Live, torneremo domani sempre puntualissimi a mezzogiorno. Ciao!